21 comuni, le province di Padova, Treviso e Vicenza e 4 associazioni di categoria, tutti allo stesso tavolo per la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la realizzazione del collegamento della Pedemontana Veneta con la strada regionale 308, nuova strada del Santo. Qualcuno dei presenti a Sant'Artemio ha definito la giornata storica perché si è riusciti a mettere insieme tanti territori diversi, trovando un accordo su un progetto ritenuto indispensabile. Perché manca un collegamento nord-sud tra la Pedemontana Veneta e l'asse viario della 4 che arriva a Padova, che dà uno sbocco anche verso il centro Italia, e se non c'è le merci dovranno comunque viaggiare con un tempo di percorrenza più veloce e che tra l'altro impatterebbero nella viabilità locale. La Pedemontana Veneta, opera strategica per il Veneto, è indispensabile, hanno spiegato oggi i sindaci, per risolvere il problema del traffico nell'asse est-ovest. Questo prolungamento invece diventa fondamentale per collegare il nord al sud, attraversando 3 province che rappresentano una buona fetta del PIL regionale. Abbiamo aderito subito perché evidentemente non si tratta solo di un'opera particolare di un territorio, ma nella priorità della provincia di Treviso credo sia al primo posto perché ci permette un rafforzamento dei traffici nord-sud che sono un po' carenti. Per i territori, hanno sottolineato tutti i sindaci presenti, la mancanza di opere come questa rischia di avere pesanti ripercussioni sulla viabilità che attraversa i loro comuni. L'uscita del casello Mussolente-Bessiga, dove porta tutti i camion, specialmente il traffico pesante. Assolutamente serve questa bretella, per 1,6 km stanno già realizzandola. E naturalmente portandola giù a Castello di Godego col collegamento indispensabile con la 308 risolverebbe un sacco di problemi per le nostre frazioni. Quello che i sindaci intendono fare con questo documento è un pressing sulla regione perché da un lato si apra la Pedemontana, nonostante le preoccupazioni per possibili ritardi, anche se dicono tutto si risolverà visto che si tratta di aspetti burocratici superabili, e perché dall'altro si ascoltino le loro richieste che riguardano le opere complementari ritenute dai primi cittadini altrettanto prioritarie. Non è che chiediamo il prolungamento della 308 a scapito di altre progettualità, no, le scelte sono già state fatte dalla Regione all'epoca, oggi in virtù di quelle scelte noi cerchiamo di andare a individuare una priorità.